Messina. Devo dirvi che sono fortemente emozionato perché non pensavo di arrivare a questo punto e di partecipare a quello che per chi come me già dal 1998 è entrato a far parte dell'Italia dei Valori a San Sepolcro, essere qui per concorrere a quello che è un ruolo che noi non abbiamo mai avuto, perché noi abbiamo avuto un presidente ma mai un segretario, per la prima volta eleggere il segretario del nostro partito, a distanza di 15 anni di coerenza, di lotte, di battaglie, di successi e di difficoltà. Però sono sempre qui e continuo a impegnarmi per fare in modo che il nostro partito possa andare avanti. E dico che io spero, credo, sono sicuro che il nostro partito non ha solo i 14.000 iscritti, e il popolo dell'Italia dei Valori è molto più grande. Io me ne sono accorto in giro per le strade, me ne sono accorto andando in giro da una provincia a un'altra, da una città a un'altra, incontrando non solo i nostri iscritti, ma anche quelli che erano interessati ad avvicinarsi all'Italia dei Valori e che si ritornano ad avvicinare e con coraggio vogliono darci una mano. Io per questo ringrazio tutti quelli che ho incontrato sul territorio. In questo mese di tour l'ho fatto un po' alla Renzi maniera, per intenderci, con una differenza sostanziale. Mi hanno fatto notare a un certo punto che Renzi ha fatto girare il camper, io giravo in camper, perché in realtà ho fatto l'Italia col camper, e quindi mentre lui saliva all'ultima fermata. Io ho avuto una grande gioia quando, incontrando i nostri iscritti, i nostri militanti, c'era speranza, c'è una speranza straordinaria nel nostro futuro. Non c'era rassegnazione, io non l'ho trovata la rassegnazione, io ho trovato la speranza, un po' di rabbia, questa devo dire sì, un po' di rabbia l'ho trovata, ma una grande voglia di riscatto e di ripartenza. E quando si sono sentite dire in giro in voci strane che portavano al nostro partito una delegittimazione, la rabbia è ancora più aumentata. E questo lo dico per chi vuol lottare per il nostro partito, o pensa di lavorare in positivo, o francamente non vale la pena, perché la nostra base, i nostri iscritti vogliono guardare avanti a testa alta, non vogliono più infangato un nome che non merita di essere infangato. Io conoscevo il nostro partito, perché in questi anni ero stato in giro come responsabile enti locali, ma conoscevo forse, come dire, i problemi del nostro partito, perché è chiaro che ti chiamavano quando c'era un problema, per andare a risolverlo. Qualche volta l'ho risolto, qualche volta no, ma è umano, dico tutto questo. Invece in questo giro ho incontrato, in questi 100 incontri che ho fatto, ho incontrato un'altra Italia dei Valori. L'Italia dei Valori sana, buona, l'Italia dei Valori vera, l'Italia dei Valori che non ha mai creato problemi ma che ha dato sempre una mano per portare avanti il nostro progetto, ed è quella la base di partenza. Da Trento a Massa, da Caserta a Palermo, in giro, in lungo e in largo a parlare con tutti. Per questo ringrazio chi mi ha consentito questo giro, Daniela, Domenico, uno a guidare il camper, l'altro a darmi una mano, e insieme a tutti gli altri che ci hanno accolto nelle varie città. Ho riscoperto, come quando ero sindaco, il piacere di fare politica, ve lo dico francamente. Non l'ho scoperto nelle aule parlamentari, qualcuno si vanta di risultati straordinari per numeri. Noi siamo stati grandi perché abbiamo fatto grandi battaglie in piazza. Abbiamo fatto grandi, straordinarie battaglie in piazza che poi sono diventate anche battaglie parlamentari. E quindi questo è il tema vero, essere nelle piazze. Come quando ero sindaco, andavo fiero tra la gente, ho lottato la mafia impedendo che entrasse nelle istituzioni, ho vissuto sotto scorta 5 anni, mettendo a rischio anche l'incolumità della mia famiglia, ma sempre con una certezza, che non ho mai perso e che continuo ad avere anche oggi: stare schierato dalla parte dei cittadini per il raggiungimento del bene comune, per una politica che non può e non deve diventare mestiere, ma è servizio. Molti hanno fatto della politica un mestiere. Per quello che mi riguarda non ho mai fatto della politica un mestiere, e questo credo che sia fondamentale,
perché se vogliamo cambiare le cose dobbiamo essere indipendenti e se vuoi essere indipendente non devi essere un mestierante della politica. Questa deve essere l'Italia dei Valori e doveva pensarci anche quando ha imbarcato purtroppo alcuni mestieranti della politica. Ho riscoperto il piacere di fare politica parlando di temi concreti, perché quando parli con la gente, quando stai per le strade, non parli di filosofia della politica, non stai lì a sciorinare dati, spesso anche imprecisi. Voglio dire a Nicolò, ma no, con spirito costruttivo, la disoccupazione giovanile in Italia è al 40,5%, non al 30%, è un po' più grave di quello che è stato rappresentato. Ma non è questo il tema, non è sciorinare dati, il tema è dare soluzione ai problemi. E questo è quello che dobbiamo fare noi di Italia dei Valori se vogliamo fare politica. Se dobbiamo fare convegni, leviamoci mano. Abbiamo fatto la storia del Paese, non dobbiamo ridurci a fare i convegni per le strade, non serve. Ritorniamo a fare politica, parlare di quello che veramente interessa la gente: crisi economica, disagio sociale, lavoro, disoccupazione, questione morale, solidarietà, equità, legalità, tutti i termini che abbiamo perduti. Non abbiamo più parlato di legalità, noi eravamo il partito della legalità, il partito dalle mani pulite. Io voglio continuare a esserlo e lo voglio dire con orgoglio a testa alta, ancora sempre il partito dalle mani pulite. E da questo voglio ripartire, ascoltando la base. Un grazie di cuore, e sono contento che qualche altro abbia fatto, magari, come dire, sulla via di Damasco è arrivato qualche suggerimento, qualche illuminazione. Un grazie voglio fare di cuore ad Antonio Di Pietro, dal quale, lo dico francamente, e questa credo sia una posizione che probabilmente mi distingue dagli altri, il nostro partito non può prescindere. Lo dico chiaro. E lo dico contrariamente a chi ne vuole raccogliere eredità. Io qua lo dico da avvocato, normalmente quando c'è un'eredità c'è qualcuno che purtroppo ci ha lasciato e non mi pare che questo sia il caso, o chi lo paragona al leader come Vendola e Casini da eliminare, qualcuno da mandare in esilio, e io non ho nessuna voglia di esiliare Antonio Di Pietro. Io voglio che Antonio Di Pietro sia al nostro fianco. E poi faccio una considerazione: chissà se Antonio fossimo, caro Presidente, se fossimo stati oggi al 10% e magari al governo del Paese, se i commenti sarebbero stati gli stessi, o se qualcuno che li fa oggi si sarebbe presentato a corte per ottenere magari qualche sottosegretariato o qualche presidenza di commissione dopo averti opportunamente adulato. Ecco, non è questo il tema, non è questo il tema. Io penso che Antonio ha scelto di non fare il segretario. Ha scelto di non fare il segretario, sarebbe stato sicuramente eletto, io l'avrei votato, per essere chiari. Ma lui l'ha scelto, consapevole che ci deve essere un futuro e bisogna andare oltre. E lui vuole essere protagonista di questo futuro. Deve essere protagonista come quel buon padre di famiglia che, orgoglioso del proprio figlio, lo accompagna all'esame di maturità ed è contento che prenda un buon voto, non è che sparisce, è al suo fianco. E questo io credo che debba essere oggi Antonio per tutti noi. Il fatto che deve aiutarci ad andare avanti in questo percorso che è straordinario, ma che ha bisogno anche di avere il suo consenso e la sua collaborazione. Antonio lo ha fatto, altri, devo dirlo, questa è una constatazione che mi pesa obiettivamente, Antonio lo ha fatto, altri a cui ero fortemente legato non l'hanno fatto. Hanno preferito provare a distruggere la nostra Italia dei Valori. E lo dico con grande amarezza. Ricordo quel drammatico ufficio di presidenza dove mi sono confrontato duramente con Orlando, che insieme a Costantini e Belisario volevano fare dell'IDB una bad company, creando una nuova associazione a cui trasferire le risorse del partito. Dissi chiaramente che io sarei rimasto nella bad company e devo dire anche Antonio Di Pietro disse la stessa cosa, amareggiato si alzò e uscì, andò via. Una bad company, io rimango nella bad company. Se bad company si chiama Italia dei Valori, si tolgono dalla testa coloro i quali volevano fare una new company per trasferire magari le risorse e fare altre cose. No grazie, no grazie. Le nostre risorse
le nostre risorse, poi possiamo anche discutere del finanziamento ai partiti, ma le nostre risorse sono state ottenute da un partito che si chiama Italia dei Valori per il consenso raggiunto per le strade tra la gente alle elezioni e devono servire, o le restituivamo, e questo è un tema, oppure devono servire per fare politica con l'Italia dei Valori. Se l'Italia dei Valori non può fare più politica, sceglie di non fare politica, le restituiamo ai cittadini, non sono roba da dare ad altri. Devo dire, è legittimo cambiare idea, magari inventare un nuovo partitino, poi sul concetto di nuovo qualche perplessità ce l'avrei, ma è criminale voler distruggere la storia, le speranze di chi ha lottato per oltre 15 anni con l'IDV per cambiare il nostro paese, mortificare la storia di chi è stato in piazza, ai banchetti, ai gazebo, sotto la neve e il sole, per dire no netto e convinto al nucleare, senza alcuna voglia di tornare indietro. Perché l'acqua, bene vitale per eccellenza, sia pubblica, per dire no al legittimo impedimento, e finalmente avete visto impedire che Berlusconi possa sottrarsi alla giustizia, per introdurre l'articolo 18 a difesa dei lavoratori, per modificare il Porcellum, che vedete anche questo Parlamento continua a non voler modificare. Sono le nostre battaglie. Ho iniziato questo viaggio, e mi ha fatto piacere sentir parlare di Europa, ho iniziato questo viaggio da Bruxelles per parlare col presidente dell'Alde, perché volevo capire, perché devo dirvi con franchezza, se noi abbiamo bisogno di una grande operazione verità se dobbiamo ripartire, se dobbiamo nasconderci le cose è meglio lasciar perdere. Una grande operazione verità, e ho chiesto al presidente, perché se ognuno di noi in questo momento esce da questa sala, incontra il primo che passa, magari con un giornale sotto braccio per cui si pensa sia informato, e gli chiede, sai, io sono dell'Alde, tu che ne pensi? Voi pensate che sappia cos'è l'Alde? Non lo sa nessuno. E allora io sono andato dal presidente dell'Alde a Bruxelles per chiedergli di sapere cosa fosse, per dirgli qual è l'idea di Europa che vorremmo, perché questo è il tema. E l'Europa che vogliamo è un'Europa della solidarietà, dove il paese più forte aiuta il più debole a diventare più forte, un'Europa dei cittadini e non dei banchieri e degli speculatori. Io ho chiesto un'azione più incisiva è visibile, che dia un senso alla nostra appartenenza. Devo dirvi che è stato programmato, mi ha detto lui, un incontro a luglio di delegati dei soggetti politici che intendono aderire all'Alde per redigere un progetto serio di politica europea. Ben venga, peccato che non è avvenuto prima, ma ben venga. Si vuole che il DV in Italia, perché questo mi ha detto e lo confermo, ne sia il punto di riferimento. Io ho chiesto però di sapere con chi lo facciamo, quest'Alde in Italia. Verhofstadt mi ha parlato dell'interesse di aderire all'Alde anche di Mario Monti, ed è di 2 giorni fa l'intervista di Andrea Romano, deputato di Scelta Civica, che afferma che il futuro del suo partito è quello di aderire all'Alde. Sinceramente avrei qualche difficoltà a accompagnarmi a Mario Monti, ve lo dico francamente, dopo averlo combattuto nelle nostre giuste battaglie di cui siamo orgogliosi, e diciamolo francamente, per quelle battaglie siamo rimasti fuori pure dal Parlamento, a dimostrazione che non ci può essere compatibilità. C'è una differenza culturale, sostanziale, incolmabile tra noi e lui. E per questo è bene chiarire, il DV vuole stare in Europa dalla parte dei cittadini e non dei banchieri, e né aderire al gruppo Bilderberg. La mia mozione è frutto di ascolto, ho iniziato così, perché non ho voluto fare la mozione da solo. Era banale, a parte che io non ritengo di essere un tuttologo, e siccome non volevo fare una mozione, come dire, banale, mettiamolo lì, o comunque troppo semplicistica o superficiale, dove dici faremo, diremo, rilanceremo, ci proveremo, e io però ho bisogno da lunedì di sapere cosa facciamo, come rilanciamo, cosa andiamo a dire ai cittadini, e quindi ho chiesto una mano d'aiuto a tutti quanti per fare in modo che la mozione fosse partecipata. Oltre 560 contributi di idee mi sono arrivati da tutti gli iscritti d'Italia e dall'estero, da cui ho tratto spunto per impegni concreti e seri che trovate nella mia mozione. Non è tutto, ma comunque qualcosa per cominciare a mettere in moto la macchina. A tutti loro ovviamente va il mio grazie di cuore. Sono convinto che bisogna ripartire dal territorio, dobbiamo fare una scelta di campo, ripartire dal territorio, anche perché obiettivamente in Parlamento non ci siamo, sarebbe risibile pensare che dall'alto imponiamo delle scelte. Io credo che bisogna partire dal territorio, ascoltando il territorio,
capovolgendo la piramide per fare in modo che le idee che partono dal territorio diventino la nostra proposta politica. Questo è quello che noi dobbiamo fare. È per questo che proprio traendo spunto dai contributi nei vari settori, dall'economia all'ambiente, alla salute, alla conoscenza, ai diritti civili, alla legalità, che ho inserito nella nostra mozione di idee e ho creato i laboratori di idee. Non parlo più di dipartimenti, devo dirvi, ne ho rappresentato uno. Maurizio ha ben guidato le nostre strutture dipartimentali, però credo che il dipartimento ormai sia un termine obsoleto e ti dà il senso di una cosa vecchia. Il laboratorio è un senso nuovo, dove si crea proposta, dove si creano idee, dove si crea qualcosa di buono, e quindi ho creato i laboratori di idee. I laboratori di idee come luogo di confronto tra territorio ed esperti, tra territorio e chi è un esperto di un certo settore, creando prima di tutto un'anagrafe delle competenze. Io andando in giro per l'Italia ho scoperto che noi abbiamo tantissimi che hanno competenze straordinarie, ma non lo sappiamo spesso. L'abbiamo ignorato, ma forse non lo sapevamo nemmeno. E allora coinvolgere le nostre competenze sul territorio per produrre proposta politica. È questo che noi valorizziamo le nostre professionalità. Insomma, ho pensato non a una classe dirigente, perché sapete, classe dirigente sa un po' di elitario, no? C'è la classe dirigente e c'è chi non dirige. Ho pensato a una grande squadra dove ognuno ha un ruolo, ma quando la squadra vince, vincono tutti. Non c'è chi vince e chi perde, non c'è sempre i soliti fessi che perdono e sempre i soliti furbi che vincono. Insieme noi dobbiamo vincere. È per questo che ho chiesto una mano, perché questo congresso è straordinario e dobbiamo non dire dopo, ma dire oggi. Ho chiesto una mano a chi vuole collaborare in questo processo. Diciamo una squadra di 3 persone in un ufficio di segreteria di 7. Non mi basta, ve lo dico col cuore, non mi basta perché l'impegno è enorme e non possiamo occuparci di tutto. E allora ho chiesto nei laboratori di idee, che poi faranno parte dalla mia proposta anche dell'esecutivo nazionale, ma perché devono essere in sintonia, dobbiamo parlare, in esecutivo dobbiamo parlare di politica, basta parlare delle solite cose, di politica è quello che dobbiamo fare. Ho chiesto aiuto e ho chiesto la disponibilità, in ruoli aperti, non chiusi, non c'è niente di chiuso. In ruoli aperti dove tutti possono collaborare. E allora intanto voglio dire chi mi ha dato la disponibilità e per far cosa, perché non vorrei che poi domani vi svegliate e dite ma ce lo potevi dire, no? E io ve lo dico subito e così abbiamo. Io ho pensato a un laboratorio sulle politiche regionali da affidare a Paolo Brutti, a un laboratorio sulla salute da affidare a Antonio Palaggiano, a un laboratorio sulla legalità da affidare a Federico Palomba, come coordinatore, non è che lui solo, non è che sono soli in questo, a un laboratorio della conoscenza da dare a Pierfelice Zazzera, a un laboratorio sull'economia da affidare ad Alessandro Lelli, a un laboratorio sull'ambiente da affidare a Sabina Freda, a un laboratorio sulle infrastrutture da affidare a Pierpaolo Nagni, un laboratorio dei diritti civili da affidare a Liana Barbati e anche vi aggiungo un laboratorio estero. Io sono andato all'estero e si lamentano perché non si sentono integrati al nostro partito, e quindi un laboratorio da affidare ad Angelo Berardini che vive in Svizzera per fare in modo che ci possano dare una mano. Dobbiamo riappropriarci delle piazze, ma le piazze tu le rioccupi se parli dei problemi della gente, dai proposte e soluzioni. E quindi dobbiamo riappropriarci delle piazze e cominciare a urlare di nuovo, non fatti generici, ma dire con decisione no agli F-35, perché l'Italia ripudia la guerra e perché le risorse devono servire per rilanciare l'economia delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Lo capite? 5 anni di IMU se ne vanno per pagare aerei da combattimento. Noi questo lo dobbiamo dire perché non lo dice nessuno. Il Parlamento ha prodotto una sospensione, un rinviamo di 6 mesi che ci riflettiamo. Noi dell'Italia dei Valori già la scorsa legislatura avevamo riflettuto e avevamo detto no con forza. È uno dei motivi forse per cui non siamo in Parlamento. Dire no alle missioni di pace che sono trasformate in missioni di guerra e che portano soltanto morte ai nostri giovani eroi che hanno perso la vita. Dobbiamo dire sì allo ius soli, ai diritti, per un paese della solidarietà e dell'accoglienza vera. Diciamo cosa vogliamo fare concretamente per l'integrazione però, perché non deve essere una medaglietta, perché qua si stanno riempendo tutti la bocca. Io faccio un esempio, ci sono a Palermo quartieri popolari dove bambini di diverse etnie non parlano nemmeno italiano, parlano siciliano. Cioè,
non gli possiamo riconoscere soltanto la medaglietta, dobbiamo dire cosa vogliamo fare per integrarli nella scuola, nella società, non certo abbandonarli. Dobbiamo urlare sì a una sanità per tutti. Attenzione, queste non sono mie idee, queste sono le idee di quel lavoro corale. Sì a una sanità per tutti che elimini gli sprechi e dove tutti si possono curare. Oggi lo sapete, il 40% della popolazione tra i 45 e i 64 anni di età non si cura e rinunzia perché non ha soldi. Vi sembra un paese civile questo? E gli sprechi continuano. Dire sì al reddito minimo garantito per i giovani come strumento di attivazione al lavoro. La nostra disoccupazione è al 40,5 a fronte del 7,5 della Germania, parlo della giovanile, e del 20% della Lituania. Quindi immaginate, siamo al doppio di disoccupazione giovanile della Lituania. Dire sì a un fisco equo che esca dalla cultura dello scudo fiscale ed entri finalmente in quella della lotta all'evasione fiscale. Noi abbiamo fatto solo provvedimenti che servivano a chi aveva portato capitali all'estero per rientrarli al 5%, la cultura dello scudo fiscale. E i nostri pensionati. Sapete, l'altro giorno il Presidente della Corte dei Conti ha lanciato un allarme e io, parlando in un incontro dei nostri, c'era un dirigente dell'Agenzia delle Entrate e mi ha detto: hai ragione, il nostro fisco è iniquo, perché noi il lavoro che facciamo è quello di, ci viene anche più facile, ci chiedono risultati, prendiamo chi ha fatto la dichiarazione dei redditi e l'andiamo a spulciare, e se troviamo una virgola fuori posto, via, lo aggrediamo. Purtroppo gli evasori noi riusciamo a controllarli una volta ogni 25 anni. Capite? Questo non funziona, che chi paga le tasse viene tartassato e chi evade continua indisturbato a farlo. Questo è un paese che noi non vogliamo. Dire sì a una scuola per tutti, dove le risorse vadano alla scuola pubblica per rendere all'altezza della situazione, delle sfide, di una formazione adeguata all'oggi, e per fare sì che formarsi non sia legato al censo, ma alle capacità di ciascun individuo. Dire sì alla tutela dell'ambiente, dove si punti a un sistema a rifiuti zero e dove, nel rispetto della nostra Costituzione, perché lo dice la Costituzione, le attività produttive non possono essere nocive per la salute delle persone e dell'ambiente. Avete sentito parlare del caso Ilva? Io penso che finirà così. Hanno sequestrato 8 miliardi di patrimonio ai Riva, ma siccome è una grande azienda, finirà che noi provvederemo al risanamento dell'Ilva, svincoleranno poi le somme sequestrate ai Riva, che ne ritorneranno proprietari, e noi abbiamo pagato e perso 2 volte. Io credo che invece il patrimonio dei Riva debba essere utilizzato per bonificare l'Ilva, per consentire ai lavoratori di poter continuare la loro attività. Però questo lo dobbiamo dire. E da ultimo, tra le varie proposte, vedete, ho parlato di proposte concrete, perché se lunedì dobbiamo mettere in moto la macchina, qualcosa dobbiamo anche cominciare a dirla. Dire sì all'abolizione dei giochi di Stato, con un disegno di legge di iniziativa popolare. Basta allo Stato biscazziere, invertire la tendenza culturale. Il gioco non è divertimento, è un gioco della disperazione organizzato dallo Stato, e la mafia ringrazia. 72 miliardi le entrate dei giochi in Italia, poi una parte vengono restituiti coi premi, ma questa è la cifra che esce dalle tasche della povera gente, che poi non può vivere, non può campare, va a impegnarsi ai compro oro che aumentano a dismisura quel poco che ha per comprare e tentare la fortuna, perché non crede più in una realizzazione di un lavoro normale. Ritornare in piazza tra la gente, insomma, dobbiamo ripartire da noi. E una cosa sulla Costituzione voglio dire: noi dobbiamo urlare no alla modifica della Costituzione. Si stanno in Parlamento scontrando per provare a modificarla. Sapete, secondo me vuole modificare la Costituzione chi non la vuole attuare. Per quello che mi riguarda, io credo che l'Italia dei Valori debba dire: noi vogliamo attuare la Costituzione, non modificare la nostra Costituzione. Ritornare in piazza tra la gente, riacquistare credibilità per riprendere il nostro cammino. Ripartire dai valori fondanti di San Sepolcro, ma per riacquistare credibilità e essere veramente all'altezza della nostra sfida, della nostra storia, dobbiamo analizzare i nostri errori, dire cosa non ha funzionato al nostro interno e adottare le giuste soluzioni, perché anche questo dobbiamo fare al nostro interno. Occorre una grande operazione di trasparenza sui bilanci, chiarezza sui bilanci, e da subito pubblicazione, non ci vogliono nemmeno soldi da spendere, da subito pubblicazione degli estratti conto trimestrali del partito a tutti i livelli, nazionale, regionale, provinciale, dei gruppi parlamentari europeo, nazionale, dei gruppi regionali, operando un controllo costante sugli stessi, unico conto corrente,
pagamenti tracciabili e divieto di uso del contante. Volete vedere che stiamo tutti più tranquilli? E non costa niente, è a costo zero. Dichiariamo ora cosa vogliamo fare delle nostre risorse. Il nostro partito ha un bilancio sano, fortunatamente, in questo ringrazio chi ha gestito nel nostro partito le finanze, la tesoreria ci ha garantito di poter andare avanti. Ma dobbiamo dire cosa vogliamo fare di queste risorse. Una parte certamente dobbiamo mettere di lato per le future campagne elettorali, ma l'altra parte, la metà di queste cose, dobbiamo, secondo me, a mio modo di vedere, utilizzarla per investire su attività politica sul territorio. Perché se noi non consentiamo al territorio di agire, ma da dove vogliamo ripartire? Dobbiamo, sia in Italia che all'estero. Se dobbiamo ripartire dobbiamo farlo mettendo i territori in condizione di poter operare. Noi doppi incarichi, ci saremmo evitati molti problemi. Candidature scelte dal territorio, mi fa piacere che anche altri abbiano ripreso, quando ci sono idee condivise ben vengano, in maniera democratica con le primarie, dove non c'è chi viene eletto e chi fa i banchetti, ma chi viene eletto chi fa i banchetti, cosa che invece nel nostro partito non è mai accaduto. Non più di 2 mandati nello stesso incarico, piena attuazione della parità di genere per incarichi politici e istituzionali e con la speranza di non doverne parlare più, perché è stata finalmente raggiunta ed è naturale che sia così. Un partito dove i giovani abbiano un ruolo primario e siano veramente protagonisti e non giochino sempre nella primavera dell'Italia dei Valori. Diventino adulti anche loro e partecipino concretamente alla gestione. Non a caso io ho indicato nella mia squadra un giovane che è Luciano Pisanello, insieme a Caterina Pace e insieme a Nino Pipitone. Luciano Pisanello è un giovane consigliere comunale pugliese di 27 anni e credo che più giovane di così, però fa il consigliere comunale, ha anche consenso, drammaticamente, ha consenso sul suo territorio. E però credo che ci voglia questo per andare avanti, avere consenso e andare avanti. E questo per me i giovani devono avere questo ruolo. Militanza di 1 anno per accedere a qualsiasi incarico interno o istituzionale, per evitare avventurieri e parassiti, ne abbiamo visti tanti. Obbligatorietà del contributo degli eletti, anche per rispetto a chi li ha eletti obiettivamente, perché poi dobbiamo inseguirli per le strade d'Italia chiedendogli quasi la questua di dare un contributo che si erano impegnati a dare, ma che spesso, non tutti per carità, perché alcuni sono onestamente impegnati e danno il contributo che devono, altri no. Spesso quelli che se ne sono andati sono quelli che dovevano dare di più, per essere chiari, insomma, quindi questo, ahimè, questo è così. Istituire corsi di formazione per gli iscritti e per gli amministratori, in streaming, rilanciare il forum delle esperienze, per divulgare la nostra attività, quelli dei nostri rappresentanti istituzionali, per fare in modo che c'è una buona iniziativa a Milano possa essere anche adottata a Caltanissetta e non che vivano di realtà distanti. Consultare periodicamente la community di DV per le scelte da adottare, ascoltare la base per costruire insieme. Basta i commissariamenti, lo dico con forza, siamo stati costretti a farne tanti e subirne tanti, basta. Io credo che debba essere un fatto eccezionale i commissariamenti, non possono durare più di 4 mesi, deve esserci un commissario esterno, perché evidentemente se io faccio il commissario in Sicilia, anche se non mi candido poi a segretario regionale, vuoi mettere che qualcuno sospetta che comunque creerò le condizioni per eleggere qualcuno che è amico mio? Allora perché creare dubbi e sospetti? Mettiamo uno che con la Sicilia non c'ha niente a che vedere, viene lì, ci sta 4 mesi, se ci sta 3 mesi anche meglio, verifica la situazione, stabilisce chi sono le persone che sono legittimate a votare e a eleggere e va subito al congresso per eleggere direttamente chi deve governare la realtà territoriale. Dare piena attuazione al nostro codice etico, candidature pulite e certificato, aggiungo, oltre che penale, anche morale, che solo il territorio ti può dare, ecco perché non si possono imporre dall'alto, perché solo il territorio può darti. Io ricordo in Calabria, ho fatto il commissario, sorsero 1000 problemi, se lo ricorderà anche il Presidente, su chi doveva essere candidato. Alla fine sono andato dal prefetto di Reggio Calabria e all'antimafia a portare le nostre liste, però prima, per vedere se c'erano problemi, visto che era tutto a posto e abbiamo candidato tutti quanti. Cioè, preventivamente, avere la certezza che chi candidiamo deve essere un candidato con le carte in regola e, aggiungo, con la fedina
morale pulita, non solo la fedina penale. È per questo che bisogna trasferire i principi nello Statuto. Ed è per questo che ci vuole un'assemblea legittimamente convocata per parlare di statuto, perché io ritengo che questa assemblea possa fissare i paletti, i principi, ma lo dico da tecnico, ma non può votare le singole norme di uno statuto, non può farlo. E quindi io ho previsto nella mia mozione, che spero possa essere accolta, che di convocare un'assemblea statutaria, aperta a tutti ovviamente, a San Sepolcro il 14 e il 15 di settembre, a San Sepolcro, perché è da lì che siamo partiti, dove i delegati espressi dal territorio procederanno a mettere insieme, quello deve essere la regola sulla base dei paletti che qui approveremo evidentemente, uno statuto che possa funzionare, non uno statuto lasciato all'improvvisazione. Abbiamo bisogno di regole certe e questo dobbiamo fare seriamente. A San Sepolcro io c'ero nel 1998, ma c'ero anche quando avevamo l'1%, il 2%, il 4%, l'8% e ci sono anche oggi per ripartire assumendomi responsabilità, come ho sempre fatto nella mia vita, per una storia di cui vado fiero e non come fa qualcuno, lo dico con amarezza, che finché gli conveniva, ottenendo magari incarichi di prestigio, ruoli di dirigenza o lavori ben retribuiti, era in prima fila in tutte le foto. Salvo poi al momento di difficoltà dire io non c'ero e se c'ero dormivo. Ecco, io non dormivo, va bene, io ero lì. Ed è da San Sepolcro che dobbiamo ripartire. Tra l'altro vi do una buona notizia, non so se è buona per tutti, le difficoltà le stiamo superando. Io ho visto per la strada, tra la gente. I sondaggi cominciano a risalire, se ne facciano una ragione. C'è entusiasmo tra vecchi e nuovi iscritti, che ho incontrato in giro per il nostro paese e all'estero, e la gente che ti incontra ti dice, è passata, c'era una prima fase in cui ti diceva, per favore no grazie, poi ti hanno detto siete morti, siete sciolti, oggi ti dicono peccato che non ci siete, mi fa piacere che l'abbia detto anche il Presidente, ma l'avevo scritto, quindi non l'ho copiata, ma la faccio mia in ogni caso, peccato che il DV non è nelle istituzioni. Vedete, abbiamo bisogno di buone regole, mi avvio alla conclusione, abbiamo bisogno di buone regole, ma non basta, occorre fare rispettare. Questo è un impegno solenne che io prendo. Se io sarò chiamato a fare il segretario di questo partito, mi impegnerò solennemente a rispettare le regole e a fare in modo che non ci siano deroghe. Abbiamo sofferto troppo di deroghe alle nostre regole. La più grave delle regole da non violare è per me la mancanza di rispetto della linea politica del partito da parte dei rappresentanti istituzionali, che se può essere consentita per ragioni etiche, certamente non può valere per mettere in discussione le battaglie fatte nelle piazze, senza infingimenti. Ritengo che chi viola le nostre regole vada sanzionato per non fare passare per fessi quelli che le rispettano e per dare un segnale di coerenza e di serietà anche all'esterno. Perché vedete, anche all'esterno ci guardano. Se vedono che noi non rispettiamo le regole che ci siamo dati, ma nessuno ci prende in considerazione, non è il problema che dobbiamo dialogare con qualcuno, ma dialogano con noi qualcuno che ci ritiene seri, ma se noi non siamo seri con noi stessi, evidentemente siamo inaffidabili anche per gli altri. Essere noi stessi è ripartire dal nostro DNA, dal partito dalle mani pulite, dalle nostre battaglie, dai nostri errori per non ripeterli. Guardando la nostra storia, credo che non abbiamo bisogno di prendere lezioni da nessuno. Qualcuno mi dice che dobbiamo imparare da Grillo. Io spero che Grillo svolga un'azione efficace in Parlamento, però fino ad oggi io devo dire che noi non abbiamo molto da imparare da lui. Noi nelle istituzioni le battaglie le abbiamo fatte, e abbiamo fatte battaglie vere, e francamente siamo fuori perché abbiamo fatto quelle battaglie, ce l'hanno fatta pagare. Ma noi dell'Italia dei Valori non stavamo alla Camera a cercare gli scontrini nei cestini della spazzatura e della buvette per poi fotografarli, e ve lo dico chiaro, non l'ha fatto mai nessuno di noi. Noi lottavamo Berlusconi e il suo sistema immorale di potere, noi lottavamo contro Monti e il governo dei banchieri, noi abbiamo preteso la verità sulla trattativa Stato-mafia, anche quando a dirla doveva essere il capo dello Stato, che rispettiamo come istituzione. Ma proprio per questo gli abbiamo chiesto di non negarla al popolo italiano e alla memoria di eroi come Falcone e Borsellino, di tanti altri magistrati, agenti di scorta, servitori dello Stato caduti sul campo per difendere la nostra Repubblica. Noi facevamo questo in Parlamento, prima di tutto. Noi facevamo questo. E mi pare che Grillo, non assumendosi la responsabilità, pur avendo i numeri, che ha consentito a Berlusconi di riprendersi indisturbato le redini del Paese, tanto da poter essere ricevuto anche in questo, Presidente, c'è un'assonanza,
dal Capo dello Stato, nonostante la recente pesantissima condanna in primo grado per concussione, prostituzione di minorie e interdizione dai pubblici uffici, svolge un ruolo diverso dal nostro. Noi nel Parlamento ci assumevamo responsabilità. Mi pare che Grillo questo non l'abbia ancora. Spero, lo dico col cuore, anche perché rispetto i suoi elettori, molti dei quali sono anche i nostri. Io spero che lui riesca a rimettersi in carreggiata e a essere efficace, perché ci vuole qualcuno che cambi le cose, ma non che quando va dentro sia disorientato e non sappia cosa fare. Noi dobbiamo rilanciare la nostra identità, essere un partito laico, e lo dico da cattolico praticante, perché lo Stato deve essere laico per definizione. Dobbiamo essere riformisti e dobbiamo lavorare per un governo della solidarietà e dell'equità. Questa deve essere la novità dei valori. Una forza di governo che sappia dialogare con un centrosinistra vero, perché francamente non so quale sia oggi il centrosinistra del nostro Paese. Dico questo che deve essere alternativo alle destre, che si confronti sui programmi prima che sugli uomini. Una forza di governo che sappia parlare alle associazioni, al mondo del volontariato, alla società civile, che sia antitetica a Berlusconi, c'è poco da fare, non possiamo essere insieme. Io un modello ce l'avrei, è il modello Serracchiani, col quale abbiamo vinto in Friuli Venezia Giulia e abbiamo dimostrato che non è un problema di numeri, è un problema di proposte e di idee, perché nonostante i nostri piccoli numeri, la Serracchiani oggi non sarebbe presidente della regione, ce l'ha riconosciuta, devo dire con grande onestà intellettuale. Se non ci fossimo stati noi in Friuli Venezia Giulia, la Serracchiani probabilmente non sarebbe presidente. Ha preso 211.000 voti, il presidente della PDL Tondo uscente ne ha presi 209.000. Noi ne abbiamo presi quasi 5.000, 4.000 e qualcosa. Immaginate, se non c'era la piccola Italia dei Valori non passava l'idea. E allora il tema non sono gli uomini, ma sono le proposte politiche. Non è certo per me il modello di centrosinistra vero quello di Letta, che governa con suo zio e con Berlusconi, cioè con lo zio dello zio. E che nel decreto, perché vedete è un fatto culturale, nel decreto del fare ha preferito levare le tasse sulle barche di lusso anziché su belle auto dei pensionati, lo capite bene? E ha deciso anche che per compensare questa mancata entrata aumenterà nel 2014 le accise sui carburanti. Allora capite bene che abbiamo a che fare noi, direbbe il Presidente, ma che ci azzecchiamo noi con questo modo di fare politica. La differenza politica culturale e etica. Devo dirvi, concludo con l'esperienza che ho fatto andando in giro. Mi è capitato in uno dei numerosi incontri, ero in Toscana, prima con Lara, che vedo a Camaiore, in una spiaggia straordinaria, abbiamo fatto un incontro meraviglioso, e poi siamo passati nel giardino di Casa Fruzzetti a Massa, dove ho rovinato la domenica a tantissima gente, perché andavo col camper a orari impossibili, in giornate improbabili, per cui dice, oggi a te tocca alle 3 del pomeriggio, dice, ma guarda, sono le 3 del pomeriggio, è lavorativo, noi lavoriamo, ho capito, ma sono qui, oppure è domenica, ti dovresti riposare, ma io arrivo qua e arrivo alle 6, che facciamo? E allora Fruzzetti se l'è inventata a Massa, è il coordinatore provinciale di Massa, e ha organizzato la festa dell'Italia dei Valori nel suo giardino, gazebo dell'Italia dei Valori, bandiere dell'Italia dei Valori, c'erano più di 100 persone, bellissimo, guardate, stare lì sul prato a discutere, a parlare di cose belle, non di drammi, ma di futuro, di quello che vogliamo. E a un certo punto è arrivato un nostro iscritto che è uno scultore scolpisce il marmo, e mi ha regalato mi sono commosso, devo dire, è stato straordinario. Mi ha regalato un gabbiano scolpito in un pezzo di pietra, in un pezzo di marmo di Carrara, che conservo. Mi hanno fermato subito all'aeroporto, dice non so può portare, dico guardi, risolveremo il problema perché non lo posso lasciare. E questo mi ha detto, dice bada, questo non è solo un pezzo di marmo con un gabbiano, ma la vedi la forma, questo è un cuneo. Mi ha detto anche il nome in toscano, ma io non me lo ricordo e faccio ammenda. Questo è un cuneo. Questo piccolo pezzo di pietra serviva per incunearlo all'interno dei grandi blocchi, per scalfirli e capovolgerli e per spostare con un piccolo pezzo di marmo grandi blocchi di marmo. E mi ha detto, io auguro che Italia dei Valori ritorni a essere questo, un piccolo pezzo di marmo che possa ribaltare la nostra società. Questi siamo noi, questa è la nostra storia di cui andare fieri. Questo è il cammino che abbiamo davanti e che insieme alle donne e agli uomini dell'Italia dei Valori voglio percorrere. Una squadra al servizio dei più deboli, che fondi la sua azione sui valori della legalità, sulla solidarietà, sull'equità, per contribuire a fare del nostro Paese un grande Paese civile. Io ci credo, noi ci crediamo. Grazie.
Benissimo, credo che oggi, e siamo solo all'inizio dei nostri lavori, con l'intervento del nostro Presidente Antonio Di Pietro,